Bentornati a Momento Critico, il grande cinema raccontato a nostro modo, un volo pindarico sul mondo del cinema con uno sguardo severo ma giusto, quello del nostro critico cinematografico Vianeo da Mestre. Guarda, mi ti ammiro perché ti ha sta grande capacità di parlare per un'ora senza di niente. Grazie, non so se sia un complimento, però preferisco pensarla così. Critico cinematografico, che cosa vuol dire? Ma allora, noi critici cinematografici abbiamo un compito preciso, che è quello di criticare. Criticare. Noi andiamo a vedere il film e critichiamo. Criticate. Massa lungo, massa corto, massa incasina, massa lento, massa semplice. Insomma, niente, critichiamo. Per il gusto di criticare. A volte però venimo fuori gridando capolavoro, Sì. che però è soprattutto sui film che ha gente che fa schifo. Beh. Sì, perché proprio al gusto di criticare ne altri Un giudizio tagliente anche sul mondo della critica, il suo, perché lei è sempre preciso sui suoi giudizi, o no? Sono preciso, sì, però a me piace in realtà dire e non dire. Cioè dire quel poco che serve per capire, ma al tempo stesso, insomma, una roba Dare così. un punto di partenza, ma non un punto di arrivo, diciamo così. Infatti mi definisco più un criptico cinematografico. Un criptico cinematografico mi piace. Ma quest'oggi non c'è bisogno di un criptico cinematografico, ma di un qualunque spettatore di un film clamoroso, perché è un film che ha unito critica e grande pubblico ed è il film Indiana Jones, la saga di Indiana Jones. Allora, oggi ne parliamo insieme, perché magari qualcuno non l'ha ancora visto, credo siano pochissimi, No, per carità. ma qualcuno ha piacere di risentirne parlare invece. Allora, un personaggio davvero affascinante, intelligente, mistico, anche sexy per certi aspetti. Sì. Non parliamo di me oggi, ma parliamo di Indiana Jones. Parliamo di Indiana Jones, che è questo personaggio davvero particolare, anche a tratti straordinari. Interpretato, ricordiamolo, Da Harrison Ford. Da Harrison Ford. Ma naturalmente Indiana Jones è un professore universitario e lui è anche ricercatore di tesori a tempo perso, però lui è praticamente un professore universitario laureato in archeologia, per questo più delle volte si trova coinvolto in avventure straordinarie alla ricerca di tesori introvabili che però fatalità io trova sempre. Certo. Se non la dico trama questo- la conosciamo un po' tutti, quello che magari non tutti conoscono sono le numerose curiosità su questi film di Indiana Jones. No? Ne vogliamo citare alcuni. Forse, per esempio, non tutti i nostri telespettatori sanno che inizialmente il protagonista non doveva essere Harrison Ford. No. All'inizio doveva essere Tom Selleck, quello Selleck. di Magnum PI, quello che faceva Magnum PI. Magnum PI, certo. Bravo. Alla fine avevano scelto lui, poi in realtà la scelta è ricaduta su Harrison Ford. Alcuni come dicono... Allora, ufficialmente si dice che Tom Selleck aveva già un contratto per fare Magnum PI e non poteva fare anche il film, certo. insomma, probabilmente non aveva tempo. E invece ufficiosamente cosa si dice? Perché mica ho un amico che lavora E a dove? a mondo del cinema. Dove lavora? E ora mi ha A spiegato mondo del tutto cinema. quanto, se sta una questione prettamente, cioè più di budget ti ha più. Perché ad esempio, pensi che. Allora, Magnum PI girava con Ferrari. Con una Ferrari, bravo. Quanto costa una Ferrari? Un sacco di skate, Un sacco di soldi. E una cosa che ha fatto è che ha scelto una Ford. Perché costa manco la Ford e una Ferrari, se è ovvio. Harrison Ford, no? Vabbè, si è steso una Ferrari, una Ford, uno per motivi del budget ha detto meglio una Ford. Va bene, se lo dice lei, io ci certo. ragiono un attimo, non vedo una piega in questo ragionamento. Vabbè. Andiamo avanti però con un'altra curiosità, perché ci sono stati dei problemini fisici nella ripresa di questo film, perché come dicevamo Indiana Jones si trova in luoghi mirabolanti ed esotici e spesso la cucina locale non è proprio infatti, alla portata di tutti. Tutta la troupe, non soltanto gli attori, ma tutta la troupe è praticamente sta vittima di un attacco di dissenteria. Ecco perché Indiana Jones si vestì cacchi. No, guardi, non credo. Guardi, non credo sia legato a quello. Un'altra curiosità invece è legata ai numerosi incidenti che si sono verificati sul set. Quei fisici. Guarda ragazzi, Indiana Jones praticamente in una scena di un volo di un aereo praticamente si era rotto un legamento del Indiana ginocchio. Jones o Harrison Ford? Harrison Ford, io stesso, sempre io. L'attore veramente si è rotto Bravo, il si era ginocchio. rotto proprio il legamento del ginocchio. Da lì nasce l'idea del film Indiana Jones è l'ultimo crociato. No, guardi, era l'ultima crociata, non credo fosse l'ultimo crociato. Più o meno di quello. Comunque, grazie al nostro Vianeo da Mestre, io vorrei chiudere con una citazione del nostro protagonista odierno. Se vuoi diventare un bravo archeologo, devi uscire da questa biblioteca. Bello. Aggiungerei anche chi trova un amico trova un tesoro.
Ma chi trova un tesoro, sta attento che non arriva Indiana Jones a ciavarti. Tanto si ciava tutti giù. Grazie al nostro critico cinematografico Vianeo da Mestre. Ciao. Ma c'aveva il tesoro? Il tesoro? Ma lì non lo so, questo è l'ultimo mistero di Indiana Jones. Non credo.